Sono assolutamente, come dire, felice dell'esperienza che ha fatto mio figlio, perché accanto al percorso scolastico ha avuto la possibilità di dare vita a un presidio di Libera dedicato alla famiglia Asta, quella signora Barbara che è morta assieme ai due figlioletti gemellini Asta nell'attentato al giudice Carlo Palermo. Quindi un liceo classico che è anche attento alle cose che succedono adesso, ai problemi attuali della nostra società. Mi sembra che il liceo classico gli abbia dato un'apertura e una solidità nel percorso, come dire, scolastico, ma anche una capacità di leggere la realtà in maniera molto capace e molto attiva. Bellissimo vedere la scuola animata anche al di fuori dell'orario scolastico e in particolare questa scuola che è nel mio cuore perché ero un'ex alunna, ora sono qui in qualità di mamma e mi sto godendo questa bellissima notte dei licei che è un'iniziativa meravigliosa perché fa conoscere e apprezzare la cultura classica e fa vedere quanto questi ragazzi sanno realizzare sotto la guida degli insegnanti e spesso anche di loro iniziativa. Sono quelli che chiamiamo compiti a scuola, nel mondo scolastico compiti di realtà. Sono stata un insegnante, ora faccio il dirigente in un'altra scuola, però è veramente bello ritornare qui e apprezzare quanto fanno i ragazzi. Penso che noi genitori dovremmo responsabilizzare i figli, contemporaneamente dare loro la possibilità di muoversi. C'è una frase in una canzone, soffiare vento sulle ali dei figli, che possono volare e che possono anche assumersi tutto il peso della libertà che hanno. È la mia seconda notte del liceo classico, ovviamente sono fiero di fare parte del liceo classico e spero, il mio obiettivo assieme agli altri è di incitare, di invogliare i nuovi spedalieroti, quelli che saranno, a iscriversi a questo indirizzo, perché studiare i classici greci, latini e italiani è sempre una passione e noi li studiamo con la stessa passione di come li hanno studiati i grandi studiosi e teologi dei secoli passati.